Sempre più nere e dense le nubi all'orizzonte di Veneto Banca, o meglio degli azionisti, che ogni giorno che passa vedono diminuire il valore delle quote e di conseguenza in molti casi di una vita di risparmi. Oggi la notizia di una perdita di 770 milioni di euro nei primi 9 mesi del 2015 e sempre oggi rabbia degli azionisti riuniti in assemblea a Treviso. 750 piccoli investitori che chiedono a questo punto una sola cosa. Un fatto così grave non può assolutamente ricadere soltanto sul deprezzamento delle azioni dei risparmiatori. Vi deve essere una preventiva indagine di carattere penale, secondo me, di carattere penale, che vada a colpire il collegio sindacale, dove stavano gli amministratori, dove stava il CDA quando tutto questo si è verificato, perché gli azionisti non possono perdere il loro capitale, i loro risparmi, se altri hanno la colpa. Gli altri potrebbero essere accusati di truffa. Gli altri non solo potrebbero essere accusati di truffa, ma di falso in bilancio e anche di gravi responsabilità personali che dovrebbero avere anche delle ricadute risarcitorie. Non sono concepibili 700 milioni di perdite in pochi mesi. Secondo lei si può a questo punto parlare di false comunicazioni sociali? Secondo me sì. Senta, quindi c'è un'ipotesi di reato possibile? Sì, ma l'ipotesi di reato le devono prospettare i pubblici ministeri, li devono valutare, questa è una cosa grave. E lei in procura ancora non ha avuto risposta? Mi faccia un'altra domanda che è meglio. Il dato più preoccupante è il valore delle azioni, tra l'altro con il nuovo decreto Renzi, con la possibilità da parte della banca di congelare a tempo indeterminato il rimborso. Una catastrofe per chi ha acquistato solo qualche anno fa le obbligazioni a 42,50 € e rischia con il passaggio in SPA e in borsa che valgano tra i 6 e gli 8 €, con una variazione in più. Dal 2016, con le nuove regole europee, la responsabilità diretta degli azionisti sul valore reale dell'azienda banca. Come dire, se non si trovano i fondi per pagare i debiti, ci rimettono davvero tutto, tutti. Se i soci devono rispondere anche per le perdite e non rispondono per le perdite, la banca o comunque qualsiasi impresa viene dichiarata tecnicamente fallita. Per certi aspetti sì, per certi aspetti sì.